chiedo gentilmente a Clara Reghellin di raggiungermi qui e le facciamo un bel applauso. Ciao Clara. Clara l'abbiamo invitata perché ha dagli studi piano piano trovato una sua dimensione a proposito di trovare il posto nel mondo, no? Che l'ha appassionata inizialmente e poi è diventato qualcosa di più importante. E dicevo percorso di studi perché tu, e leggo per non sbagliare, la tua tesi è stata sui festival di cinema femministi in Italia negli anni 70. È una cosa molto molto particolare. Come mai hai integrato questa cosa, Clara? Allora, come tante cose è successo un po' per caso, stavo facendo delle ricerche e ho scoperto questo Chinomata, che era un festival che si è tenuto nel 76 tra Roma e Milano, e da lì mi sono incuriosita e ho trovato del materiale d'epoca, proprio i programmi di questo festival di cinema femminista, e ho espanso la mia ricerca. Diciamo che sono sempre stata interessata alla storia del femminismo e al femminismo nella contemporaneità, e quindi questi interessi si sono conciliati proprio con il materiale che ho trovato. E quindi continua questa passione fondamentalmente. Esatto. La mia laurea magistrale è una laurea in scienze del patrimonio audiovisivo, quindi è tutto quello che riguarda il cinema, il film, una volta che sono stati prodotti, cioè tutto lo studio legato al film praticamente. Poi ti sei spostata anche per periodi di studio a Stoccolma e a Francoforte, se ricordo bene. Esatto. Ti va di dirci, rispetto al tuo campo, ma anche in generale, quali sono state un po' in due parole le differenze che hai visto rispetto a queste due grandi città europee? Allora, ovviamente aprirei la voragine, no? Però così per darci qualche idea. Allora, sicuramente ho trovato in ambito di cinema di studio a Stoccolma e Francoforte un ambiente molto più dinamico che in Italia, non per essere banali, però appunto in Italia il nostro studio era molto più teorico, molto più anche denso, corposo, invece all'estero era molto più basato sulla visione dei film, sulla discussione. Più pratico, ci stai dicendo. Esatto. Anche se in realtà a Udine ho avuto modo di lavorare in laboratorio di restauro, che è una cosa che effettivamente all'estero non era così sviluppata, perché a Gorizia c'è un importante laboratorio di restauro della pellicola proprio, e quindi questo in realtà è un punto a favore dell'università che ho frequentato qui in Italia. Tu sei anche parte attiva del Cinema Pasubio, sicuramente fra voi c'è qualcuno che ha l'abbonamento al Cinema Pasubio, no? Lei è una parte attiva, nel senso una delle protagoniste, e c'è una programmazione cinematografica da scegliere ogni anno. Allora, ci spieghi come si giudica, come si valuta, se inserire o meno un film, come lo scegliete, c'è una regola, non c'è, come fate? Allora, in realtà il Cinema Pasubio è gestito da un'associazione, Cineforum Alto Vicentino, quindi la programmazione è molto collaborativa, nel senso che oltre a noi, tra i dipendenti e alla Presidente, abbiamo tutta una serie di volontari che lavorano alla programmazione, appunto. Quindi si parte magari con delle idee personali che poi devono essere cambiate, bisogna mediare chiaramente con quello che si vorrebbe proporre, con i gusti di tutti i partecipanti, diciamo, alle assemblee, ma anche con quelli che pensano essere i gusti del pubblico. Poi noi siamo una sala d'essè, quindi di solito proponiamo cinema europeo, cinema italiano, più raramente cinema statunitense, ci concentriamo sul cinema d'autore, anche su alcune cinematografie meno viste, quindi tentiamo proprio in generale di proporre del cinema di qualità che abbia anche dei contenuti, delle tematiche spesso sociali importanti. Poi in realtà in tutto questo interviene anche quello che è un po' l'aspetto distributivo dell'industria cinematografica, quindi si va banalmente a fare delle mediazioni con le case di distribuzione che possono magari, soprattutto per i film in uscita, imporre certe condizioni di noleggio, quindi sì, ci sono anche questi aspetti molto tecnici che, esatto, purtroppo sì, c'è anche quello, sì. Ok, senti, faccio una domanda forse per te un po' complicata, ma se tu dovessi scegliere un film, quale sceglieresti e perché? Dura, Sì, è molto difficile, però sì, mi fa piacere in realtà questa domanda, perché non mi capita spessissimo di poter condividere, appunto, di dare anche un consiglio cinematografico, e pensandoci adesso mi viene in mente Petit Maman, che è un film del 2020. Scusami, Petit? Maman. In francese, piccola mamma praticamente.
ed è un film del 2022 di Celine Sciamma, che forse conoscete perché è la regista di Il ritratto di una giovane in fiamme, che aveva fatto molto scalpore qualche anno fa, e in realtà questo è uno dei film che mi hanno più colpita negli ultimi anni, perché è un film che racconta una storia molto realistica ma paradossale. Praticamente questa bambina che incontra un'altra bambina e scopre che la bambina che trova è sua mamma da piccola, quindi c'è praticamente questo intreccio di piani temporali che sembra assurdo, però viene raccontato nel modo più naturale possibile. È un film veramente... E lo si capisce da subito che è la mamma della bambina? O si no? capisce un po' con l'andare del film, Okay. però è l'elemento portante di tutto il film. È veramente un film dolcissimo, molto poetico, che poi rispecchia anche moltissimo la mia sensibilità, quindi ve lo consiglio assolutamente, davvero bello. Ottimo. Ok. Tu sai che la serata è dedicata al migliorarsi. Anche tu fai parte della generazione, diciamo, più giovane. Cos'è migliorarsi per te? Che pensieri hai a riguardo? Allora, parlando di migliorarsi, io preferisco non riferirmi alla crescita personale, nel senso che credo che il migliorarsi sia qualcosa di collettivo, cioè vedo più il migliorarsi come qualcosa che ha valore solo se lo facciamo a livello collettivo di società, soprattutto se pensiamo al nostro migliorarsi in termini più di solidarietà, di rapporto con gli altri, di crescita collettiva, cioè di noi esseri umani, di società, del nostro rapporto con l'ambiente, anche con tutto quello che non è umano, diciamo. Quindi preferisco vedere migliorarsi in questa chiave più di, cambiamento collettivo. Quindi fuori dal proprio ombelico un po', diciamo. Sì, diciamo che sì, per la mia sensibilità, la mia crescita di persona singola non ha troppo valore se non ha delle ricadute sugli altri. Lo dici perché immagino che vedi poco di miglioramento collettivo, sì, o diciamo perché che... fa parte semplicemente di te? Un po' io allora credo di essere molto sensibile, quindi questa è una cosa che mi tocca particolarmente, quindi empatizzo spesso con gli altri e per me è importante sapere che anche gli altri stanno bene, soprattutto in questi tempi abbastanza bui a livello mondiale. È bello pensare che possa esserci un futuro per tutti, insomma. Certo. Clara, è stato un piacere. Grazie.